Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. La tragedia sullo Yoff Fuart con due persone che sono rimaste sotto una valanga, Carlo Picotti e Federico De Luisa. Il giorno dopo appunto la tragedia abbiamo raccolto le parole dell'unico sopravvissuto alla tragedia, appunto Andrea Polo, lo sci alpinista che era con loro. Ci ha raccontato che fare quella discesa era un sogno per Federico e Carlo, la montagna era vita. È difficile spiegare cosa sia un sogno consapevole, come quello che ti porta a cercare un'impresa in montagna. Se parli solo di sogno, non si pensa a quanta attenzione e preparazione ci siano dietro. Se parli solo di consapevolezza del rischio, di fronte a una tragedia, rischi di sembrare freddo, troppo razionale. E nessuno di questi estremi è veritiero. Ora figura Andrea Polo, l'alpinista di 40 anni che è rimasto fuori dalla valanga sotto la quale sono morti Federico De Luisa e Carlo Picotti ieri mattina sullo Yoff Fuart. A lui toccherà ora confrontarsi con la montagna, ma non ci sarà mai rabbia nel guardarla o parlarle, lo dice subito, nonostante quella frazione di secondo che ha cambiato tutto. Lo shock è grande, non ci sono poi molte parole da dire, ci confida. C'è il dolore per una morte che lo ha sfiorato e alla quale ha assistito impotente dopo poche centinaia di metri di discesa. C'è quello per i familiari e gli amici più stretti, loro, dice, subiscono le conseguenze di questa nostra voglia di vivere, talmente forte che accetti anche di correre qualche rischio. Ti prepari per una vita, poi ti godi il momento. Durante. Aspettavamo da tempo di realizzare questo sogno e quella di ieri sembrava la giornata perfetta per la discesa. Tutti e tre sapevamo che era impegnativa e potenzialmente pericolosa, tutti e tre la sognavamo e l'avevamo corteggiata. Come dicevo con un amico ieri, aggiunge, la montagna ti dà e ti toglie, per quanto atroce possa sembrare per chi ti sta vicino e chi ci vuole bene. In questa giornata però vorrei restasse un pensiero, conclude. Quei due ragazzi, quei due alpinisti, hanno amato tanto la montagna, per loro la montagna era vita. E il presidente del Collegio regionale delle guide alpine aveva incontrato proprio pochi giorni fa Carlo Picotti, era da poco diventato aspirante guida alpina. È difficile in questi momenti dire qualcosa di sensato. Queste sono le notizie che nessuno vorrebbe mai sentire. Ieri mattina, quando mi è arrivata la notizia dell'incidente, dell'accaduto, è stato come un colpo al cuore, un fulmine nel ciel sereno. Parlo per me, ma anche per tutti i colleghi guide alpine del Friuli Venezia Giulia. Non conoscevo personalmente Federico, ma conoscevo Carlo e so per certo che erano due sciatori esperti e assidui frequentatori della montagna. So per certo che non avrebbero mai trascurato nessun particolare di un'ascensione di questo tipo. Ho avuto anche la fortuna di parlare con Carlo 3 giorni fa e ho visto in lui quella luce e quella soddisfazione di chi ha portato a termine un percorso formativo e di chi era pronto ad intraprendere una nuova avventura lavorativa che era appunto la guida alpina. Non è questa la sede, a mio avviso, per un'analisi tecnica dell'accaduto, ma sicuramente a nome mio e a nome di tutto il collegio delle guide alpine del Friuli Venezia Giulia rispetteremo il silenzio e la riservatezza che un momento del genere richiede. Pagina Covid, con i numeri del Friuli Venezia Giulia e in discesa i ricoveri nelle terapie intensive a 57 e anche in quelli in altri reparti che sono 396. Oggi 126 nuovi contagi da tamponi molecolari, percentuale positività del 2,35%. Per i test rapidi 29 casi, lo 0,66% di tutti quelli eseguiti. I decessi registrati sono 9. Le persone in isolamento scendono a 9.279 e oggi sono stati oltre 7.000 i vaccini effettuati in regione, tra questi anche gli oltre 1.000 a Tarvisio in un nuovo hub al quale ne seguiranno altri a Gemona e poi alcune soluzioni strategiche per raggiungere le valli. Il punto l'ha fatto il vicepresidente della regione Riccardi. Abbiamo in programma di fare Gemona, stiamo pensando anche a raggiungere le valli. Quindi c'è un problema della Val Tagliamento, la Valle del But, insomma vediamo di riuscire anche a organizzare queste cose dove ogni tanto sento qualche lamentela legittima, però il problema è che noi dobbiamo avere un'organizzazione che mette insieme centinaia e centinaia di vaccinazioni, altrimenti rischiamo di rallentare la macchina e su questo poi c'è sempre il solito tema dei vaccini. Noi abbiamo chiesto una
fornitura straordinaria che ci dovrebbe arrivare la prossima settimana, perché gli accantonamenti e le disponibilità, in particolare di Pfizer, sono terminati. Questa battaglia la si vince con i vaccini. Speriamo che questo numero di dosi e il flusso delle dosi sia coerente con un tempo sostenibile, che poi ha a che fare anche con quella partita dove mi pare si stia andando verso quello che noi auspicavamo da tempo, quindi una riapertura. Condivido molto quello che ha detto il Presidente del Consiglio del rischio ragionato. E il vicepresidente della Regione ha fatto il punto anche sulla situazione negli ospedali. La pressione ospedaliera è ancora alta, sta calando. Noi sappiamo perfettamente che la pressione ospedaliera è l'ultimo anello della catena dell'andamento del contagio, quindi vedendo la riduzione del contagio nel tempo dovremmo vedere un calo anche nella pressione ospedaliera, che stiamo già vedendo, ma continua ad avere un andamento abbastanza alto. Adesso ci sono alcuni fenomeni che vanno osservati, perché Udine sta calando, Trieste sta un po' rialzando. Poi l'altro aspetto è l'effetto della dinamica anche della scuola, che giustamente va aperta, ma sappiamo che il tema non è la scuola quanto la popolazione che muovendosi, anche la popolazione scolastica. Quindi questi sono fenomeni che devono essere attentamente osservati. È un'altalena. Noi qualche settimana fa eravamo la regione peggiore in termini di andamento del contagio, tra le peggiori, non la però, tra le peggiori. Oggi vediamo che siamo tra le migliori, siamo la penultima in termini di RT. E a Trieste nel tardo pomeriggio centinaia di persone hanno manifestato per chiedere libertà di scegliere se vaccinarsi o no. Si tratta di persone delle professioni sanitarie. Una folla di oltre 200 individui si è radunata davanti alla prefettura in piazza dell'Unità, dove è stato allestito un piccolo palco dove si alternano infermieri, biologi, medici e altri operatori del settore sanitario. Più volte è stato scandito dalla folla il grido libertà, libertà. Le misure e le prime riaperture decise dal governo, con la soddisfazione che si registra da parte delle categorie economiche. Sentiamo l'opinione di Coldiretti. La Coldiretti esprime soddisfazione per le prime riaperture da fine aprile che consentono, spiega la presidente dell'associazione Terra Nostra Giorgia De Luca, di recuperare quel minimo di liquidità per una ripartenza che non sarà facile, ma che è comunque ancora possibile. Nell'anno della pandemia, da marzo 2020 a marzo 2021, le perdite di fatturato degli agriturismi del Friuli Venezia Giulia si attestano tra il 60% e l'80%. Un messaggio di speranza, quindi, quello della Coldiretti FVG, che associa in regione 343 agriturismi, di cui 243 con ristorazione. Gli imprenditori agrituristici confidano ora nella riapertura continuativa, afferma ancora De Luca, ritenendo le aperture a singhiozzo più un danno che un utile. Coldiretti Nazionale ha denunciato la perdita di 1,2 miliardi di euro per 24.000 agriturismi dall'inizio della pandemia in Italia ed ha evidenziato che con le chiusure di aprile salgono a 1,1 milioni di tonnellate i cibi e i vini invenduti dal lockdown 2020 per il crollo dell'attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi che travolge a valanga interi settori dell'agroalimentare made in Italy. Al danno economico e occupazionale si aggiunge il rischio di estinzione per oltre 5.000 specialità dell'enogastronomia locale. E sulle riaperture annunciate dal Premier Draghi è intervenuto anche Giovanni D'Apozzo, presidente regionale di Confcommercio, che ha parlato di moderata soddisfazione, un punto di partenza, ma il traguardo è ancora lontano, e ha denunciato al tempo stesso la disparità tra chi potrà usufruire di spazi esterni per le cene e chi invece verrà tagliato fuori perché il suo servizio è organizzato all'interno, e dunque dice di aspettare i prossimi giorni, auspicando che si possano coinvolgere anche quei locali che hanno investito in sicurezza e possono quindi gestire il servizio. La cronaca: c'è stato un intervento questa mattina a Trieste per il recupero di una donna caduta dal ponte della ciclabile Cottur all'altezza di Altura. Dopo un volo di circa 50 metri la donna risulta in gravissime condizioni a causa delle ferite riportate.
Ci sono stati diversi rintracci di migranti dalla scorsa notte in regione, in tutto sono stati oltre 120 rintracciati dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri di Udine e di Tolmezzo, anche in piccoli gruppi tra Osopo, Coloredo, Pagnacco e Martignacco e anche lungo la A23. Sono tutti senza documenti, in buone condizioni di salute, hanno richiesto asilo politico, saranno accolti con ogni probabilità nell'ex caserma Cavarzerani. Arrestati dai Carabinieri di Pordenone 2 truffatori che a dicembre avevano raggirato un'anziana di Zoppola mettendo in scena la truffa del finto carabiniere e del finto avvocato, in sostanza chiamando la donna e dicendole che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente, l'altro si era fatto consegnare oro e denaro per la cauzione inesistente. Parliamo ora di Aprile Marittima, la marina più grande d'Italia che rischia però di far navigare i suoi clienti solo con l'alta marea. Ci sono problemi anche per chi ha una vela, il nodo è quello dei dragaggi. Pronto per la stagione estiva il marina più grande d'Italia ad Aprilia Marittima, la Tisana, con i suoi oltre 2000 posti barca, a cui si aggiungono quelli di Lignano Sabbiadoro. Nessuno dei clienti, il 50% sono stranieri, ha disdetto il contratto, contrariamente a quello che è accaduto, ad esempio, in alcuni marina di Aquileia. La paura degli operatori turistici, però, come spiega il presidente della società Aprilia Marittima, Eugenio Toso, è quella della limitazione nei movimenti, non dettata dai colori della regione, ma dai canali non dragati. Sono ormai 3 anni che non si puliscono 2 direttrici strategiche, spiega Toso, il Coron che porta in laguna e quindi al mare e il Salisia che porta invece nella zona dello Stella. Le barche devono uscire dal porto solo con l'alta marea e per le vele il problema resta comunque perché hanno un pescaggio che varia da 1,80 m per le più piccole fino a 2,80 m per le più grandi. C'è il rischio che non possano navigare. Questo ci preoccupa molto perché il 50% dei nostri posti barca è occupato da clienti che posseggono una vela. Per un'ottimale navigazione, continua Toso, sarebbe necessario dragare 10.000 metri cubi di fanghi all'anno regolarmente. Siamo in stretto contatto con la Regione per cercare una via d'uscita, consci che non si tratta di un problema di facile risoluzione. E sul tema la Regione è fortemente impegnata a livello istituzionale, sia ministeriale che politico, per dare risposte concrete alle istanze dei marini, del mondo della pesca e degli imprenditori che operano a Porto Nogaro. La prossima settimana nella sede di Via Sabadini si terrà un tavolo di confronto alla presenza dei prefetti di Udine e Gorizia, incontro fortemente voluto anche da Confindustria Udine. Lo sport con la vittoria sofferta dell'Udinese contro il Crotone, decide una doppietta di Rodrigo De Paul che nel finale poi si fa espellere. Sentiamo Gotti. Una partita che aspettavamo difficile e che così è stata, con un inizio molto buono del Crotone nella prima parte del primo tempo, poi piano piano secondo me siamo riusciti a prendere il campo molto meglio e ad esprimere meglio le nostre qualità fino ad arrivare al primo vantaggio. Nel secondo tempo siamo riusciti a non soffrire molto fino a questo episodio del rigore, che è stata una palla incrociata lunga sulla quale siamo stati probabilmente un po' leggeri e il Crotone ha ottenuto il pareggio. Lì subentrano tante cose. De Paul con i suoi 2 gol ha dato una direzione alla partita e a questi 3 punti che in questo momento del campionato hanno un certo peso. Stecco ospita questa sera la storica Montegranaro, dalle 19:30 la diretta su Telefriuli. Sentiamo il presidente Mikalic. Sutor è una società veramente storica che ha fatto per tanti anni scritto pagine importanti del basket in quella zona. È un altro privilegio per noi affrontarla, ma proveremo a batterla perché siamo in bomba, perché siamo carichi a 1000, perché abbiamo voglia di fare queste 4 partite che mancano fino a fine stagione regolare al massimo, perché ormai siamo in ballo e si balla. Vogliamo vincere, vogliamo mantenere inviolato il Palazzo vogliamo arrivare all'11ª di fila e continuare a guardare dall'alto, perché non soffriamo di vertigini e perché abbiamo voglia di continuare a sognare.
Questo deve essere sempre un punto di partenza per noi, la forza di giocare fra le nostre mura con la consapevolezza che c'è una marcia in più, e credo e spero, quando potremo avere anche il pubblico, che le marce in più diventeranno 2. Ed è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.